Un'arte antica, un mestiere che non può perdersi nel mare del falso, del contraffatto e con lui anche altre tipicità, unicità veneziane, il merletto di Burano e le maschere. A tutela dell'eccellenza veneziana, regione, comune, camere di commercio, associazioni artigiane, Promovetro e associazioni consumatori si sono unite e hanno firmato un protocollo d'intesa che va oltre le parole, scegliendo la linea dura. Da domani ispettori saranno tra i banchetti e i negozi di Venezia. Devono essere tutti gli ispettori in giro per Venezia, ma credo che ci debba essere veramente un momento repressivo, perché stiamo tutelando la cultura, l'economia, la socialità. Tutelare queste specificità significa salvare un intero tessuto sociale, economico e culturale che rischia altrimenti di morire soffocato dalla produzione in serie e dai falsi. E credo che in questo momento ci debba essere un grande senso di responsabilità da parte di chi fa questo tipo di azioni, ma anche una forte volontà da parte nostra di reprimere quello che non funziona. Nell'antica vetreria Simone Giovanni Cenedese, come nelle altre vetrerie di Murano, si lavora il vetro come un tempo, con l'arte che si tramanda nel tempo, una manualità che è unica. Oltre ai controlli, il protocollo prevede altre 2 azioni importanti. C'è una necessità anche di educare e far conoscere, perché queste sono le 2 condizioni perché poi la ispezione abbia un significato vero, che non può essere, come dire, semplice repressione. Informare e comunicare affinché chi vende e chi compra impari a conoscere la qualità anche attraverso manifesti, lenzuola sul ponte degli scalzi. Questo tipo di pubblicizzazione deve trovare, come dire, una partecipazione più ampia della città, quindi anche un semplice lenzuolo, una lenzuolata come qualcuno la chiamava qualche tempo fa, trova o troverebbe sicuramente un impatto importante per chi arriva a Venezia, ma tra gli stessi veneziani. Critica invece l'ASCOM all'oscuro delle iniziative che ricorda come sia lettera morta da anni il codice di autoregolamentazione etico predisposto proprio dalla Camera di Commercio.